Buongiorno a tutti amici, bentornati sul nostro canale. Oggi in questo video voglio analizzare un attimo la situazione relativa all'Italia, vediamo da dove, da chi ripartirà Roberto Mancini, analizzando ecco un attimo il momento degli azzurri, poi parliamo di mercato perché abbiamo un paio di aggiornamenti molto ma molto interessanti, quindi mi raccomando rimanete fino alla fine perché abbiamo parecchia carne sul fuoco. Partiamo subito amici con le ultimissime notizie di mercato in collaborazione con marathonbet.live, portale di informazione e notizie sportive. Ultima cosa, prima di entrare nel dettaglio, chi vuole commentare a caldo queste notizie con noi e con gli altri tifosi azzurri ci trova sul nostro canale Telegram gratuito. Lì ci confrontiamo insieme, le notizie arrivano spesso prima del video. Trovate il link in descrizione oppure su Telegram cercate i signori di Napoli. Detto questo amici, partiamo subito. Mi dispiace, io sono innamorato della nazionale, perderla è stata come perdere la donna della tua vita. Ho commesso un errore. Inizia con una doverosa richiesta di scuse il nostro Mancini alla guida appunto della nazionale, no? Presentato in conferenza stampa dopo l'ufficialità. L'allenatore non ha neanche aspettato la domanda che sarebbe stata scontata, no? Dei giornalisti per fare il mea culpa sull'addio nel 2023 per la panchina dell'Arabia Saudita. Ci fu una mancanza di comunicazione con Gravina, ma la responsabilità fu totalmente mia. Se ci fossimo parlati in quel momento non sarebbe accaduto nulla. Oggi ringrazio Malagò per avermi permesso di riscattarmi, non vedo veramente l'ora di farlo. Entrando più nel dettaglio dei problemi presenti oggi nel calcio italiano e che il nuovo corso targato Malagò Mancini Ranieri si impegnerà a risolvere, il CT Amici è tornato anche sulla larga fetta di stranieri oggi presenti in Serie A. È logico che la speranza è che giochino più italiani, magari nelle giovanili possiamo pensare di far giocare i giovani con i ragazzi più grandi. Il nostro obiettivo è far ripartire subito la nazionale e vincere, perché nel mondo del calcio è questo che conta. Io spero solo che possano giocare più italiani possibili, così da migliorare e renderli grandi giocatori perché le qualità le hanno. Certo, ovviamente amici, tra il dire e il fare, no, c'è sempre di mezzo il proverbiale mare, come si dice, ma è anche vero che Mancini davanti ai microfoni è sembrato più carico che mai, almeno per come l'ho vista io, no? Ha poi affermato, vedremo con i ragazzi da dove ripartiremo, sicuramente la base sarà quella, perché così avremo uno spirito offensivo. Essere sempre propositivi e cercare di vincere tutte le partite è la cosa più importante. Quando siamo partiti, ricordo il 90-95% dei giornalisti riteneva la nostra squadra la settima o ottava d'Europa. Non abbiamo mai perso in 4 anni e purtroppo la Spagna ci ha appena tolto il record. Io credo che l'Italia, se arriva al mondiale, anche se non da favorita, diventa pericolosa e una delle candidate. Cercheremo di costruire una squadra il prima possibile. L'obiettivo ovviamente è qualificarci all'Europeo e poi penseremo anche al prossimo mondiale. Infine, la promessa ambiziosa di Mancini. Questo è il mio ruolo preferito. Io spero di poter vincere 1 o anche 2 trofei importanti e spero di poter restare anche dopo. Ecco quindi che dopo le scuse e le promesse per Mancini si apre così il secondo capitolo alla guida della nostra nazionale. L'obiettivo ovviamente è riportare entusiasmo e risultati con la speranza di rilanciare il calcio italiano e restituire agli azzurri un ruolo da protagonisti nelle grandi competizioni internazionali. Ovviamente, come sapete, il modulo sicuramente sarà quello del 4-3-3, si ripartirà dai giocatori che vi abbiamo citato noi in un paio di video passati, vi ricordo di andare di recuperare il video e quindi amici avanti tutta, dai, rimaniamo fiduciosi sperando appunto che Mancini possa farci tornare protagonisti per quanto riguarda ovviamente la nazionale. Detto questo, ditemi cosa ne pensate, secondo voi come vi è sembrato Roberto Mancini in conferenza? L'avete visto carico, sincero? Insomma, ditemi la vostra sul nostro canale Telegram. Ma adesso amici parliamo di mercato, quindi cambiamo argomento. Ma prima vi do un aggiornamento, vi ricordo che su Telegram ho postato un aggiornamento di mercato che arriva direttamente dal noto operatore Nicolò Schira in merito all'affare virtualmente concluso tra il Napoli e Fava Asuli.
Continuiamo a parlare di mercato perché McTominay e Lang già ieri a Castelvolturno fondamentalmente per i loro test atletici. Nella giornata di ieri infatti alcuni calciatori del Napoli si sono ritrovati a Castelvolturno per sostenere dei test atletici in vista del ritiro a Castel di Sangro. Tra i presenti spicca sicuramente Scott McTominay, centrocampista scozzese. Dopo aver concluso le vacanze è rientrato a Napoli e ha già affrontato i primi test atletici nella struttura azzurra. Nei prossimi giorni raggiungerà i compagni nel ritiro di Castel di Sangro, dove inizierà ufficialmente la seconda fase della preparazione estiva. Sarà anche l'occasione per muovere i primi passi sotto la guida di Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Napoli. Insieme a McTominay sono tornati a lavoro anche Noah Lang e Mattias Olivera, entrambi reduci dagli impegni con le rispettive nazionali. Completa il gruppo dei rientri Billy Gilmour, lo scozzese recuperato dall'infortunio che gli aveva impedito di partecipare ai mondiali e ora può dedicarsi a tempo pieno alla preparazione con i suoi compagni. I test di Castelvolturno, amici, rappresentano dunque il primo momento di verifica fisica per diversi elementi in rosa in attesa del raduno completo che si terrà appunto a Castel di Sangro. Ma ora arriviamo alla notizia top di questo video, ovvero quella relativa al mercato, e qui ci ricolleghiamo al nome di Badiashile. Benoît Badiashile è il nome attualmente in cima alla lista del Napoli per rinforzare la difesa di Massimiliano Allegri insieme a Todibo del West Ham. Il Napoli starebbe lavorando in maniera intensa sul mercato per cercare un nuovo centrale difensivo e Giovanni Manna avrebbe appunto messo nel mirino il giocatore del Chelsea. La strategia del club azzurro è chiara: prima chiudere l'intesa con il difensore francese e il suo entourage, poi inevitabilmente intensificare i contatti con il Chelsea per trovare la formula giusta dell'operazione. Ieri avevamo ipotizzato che Badiashile poteva essere una sorta di bluff di Manna per arrivare a Todibo, ma sembrerebbe che il Napoli alla fine si sia deciso a puntare appunto sul giocatore del Chelsea perché è ritenuto più facilmente raggiungibile a differenza di Todibo. Superate quindi un po' le incognite fisiche e quelle di natura tecnica, tattica per il giocatore, perché comunque Massimiliano Allegri ha fatto capire che intende lavorarci. Di conseguenza vi comunico che nelle ultime ore il centrale classe 2001 avrebbe già dato disponibilità al trasferimento in azzurro e le parti sarebbero vicine a raggiungere un'intesa anche dal punto di vista economico. Un passo importante questo, che permetterebbe al Napoli di concentrarsi successivamente sulla trattativa con il Chelsea. L'ostacolo principale riguarda infatti il club inglese. Il Napoli non ha intenzione ovviamente di acquistare il giocatore a titolo definitivo, perché appunto è stata l'ultima annata condizionata da diversi problemi fisici. Preferirebbe il prestito con diritto di riscatto al verificarsi di determinate situazioni. Nell'ultima annata Badiashile ha collezionato appena 16 presenze complessive tra Premier League, Champions League, FA Cup e Carabao Cup, per un totale di poco più di 1000 minuti giocati, un rendimento che induce il Napoli inevitabilmente ad andarci cauto, ma allo stesso tempo Manna starebbe spingendo per accelerare appunto per il difensore del Chelsea. Ditemi cosa ne pensate sul nostro canale Telegram, amici, vi aspetto di là, mi raccomando, con questo aggiornamento di mercato che arriva da Schira. Grazie per essere stati con noi.